la città, una delle città più inquinate d'Europa, con i livelli di PM10 e di PM2.5 più alti. Hanno percorso le strade di Padova città, da Piazzale Stazione fino alla caserma Prandina, simbolo di quelle che definiscono le cattive politiche per il clima, dove un parco potrebbe essere trasformato in parcheggio. Sono tornati in piazza gli attivisti del Friday for Future, che si sono dati appuntamento in 35 città italiane. C'è anche Padova, siamo tornate in piazza oggi insieme anche ai comitati della città, insieme agli studenti medi e agli studenti universitari, per portare ancora la nostra voce contro la devastazione climatica e per la giustizia climatica e sociale. È solo l'inizio di un autunno che vi porterà in varie città, anche del Veneto. Certo, è l'inizio di un lungo percorso, anzi è il continuo di un percorso che non si è mai arrestato, quello per la giustizia sociale e la giustizia climatica, che ci porterà tra le altre cose ad attraversare presto i territori di Cortina per le mobilitazioni contro le Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. Pensiamo che la lotta climatica non possa essere slegata da tutte le lotte, anche dalla lotta per la casa. In questo momento Padova sta affrontando una crisi abitativa grandissima, anche da parte di vista degli studenti universitari che in questi giorni si stanno mobilitando e stanno manifestando per chiedere delle misure immediate. Cortina del 2026 è la devastazione che stanno portando questa grande opera. Non ci sono solo giovani in corteo. No, ci siamo anche noi, perché evidentemente è una questione che riguarda tutte le generazioni. Ma voi siete qui anche per un motivo fondamentale, è per la città che siete qui, per la città in cui vivete. Siamo qui per tutto, però anche per la città, perché ormai è da tanti anni che è sotto l'assalto del cemento, dei gas climalteranti e delle polveri sottili. Non si può buttare ancora cemento